arrivare da Sassuolo, poi un casino, traffico, code, incidenti, funerali. Ha fatto una fatica incredibile, ma io l'ho aspettato, ho detto non comincio la trasmissione finché non arriva, è arrivato, ma è arrivata anche lei. Oggi, signori, musica indipendente. Ah, buongiorno, e buonasera perché ci segue in replica. Sammy Varin lancia nell'etere le buone vibrazioni della musica territoriale e già, se andate sul canale YouTube di Radio Padania, radiopadania.org, canale YouTube, vedete la femminuccia, quella con i capelli biondi, e inizio da lei a presentarla, che è anche la più carina, no? Yara dai, dillo tu il cognome. Yara Buida, buongiorno a tutti. Buida, con l'accento sulla, non ci sarei mai arrivato, mai. Yara Buida, artista tutto tondo, signori, tra poco ci parlerà di lei, ma di fianco un altro cappellone che non riconoscerete finché non vi faccio sentire la sua canzone. L'abbiamo sparata nell'etere per un bel po'. Sei invidioso, eh? No, un tempo, però c'ha anche la barbetta, niente male, anche se ci ha fatto il pizzetto con... Sì, per tenerla ferma, perché sennò... Sì, è vero, è una cosa strana, però non l'ho mai visto così legata, veramente, è un qualcosa di... Fabrizio Cremonese, ciao Fabrizio! Ciao a tutti! Allora, il Fabrizio è quello che ha trovato la coda, tutto il funerale, l'incidente, eccetera, da Sassuolo, giusto? Da Sassuolo, sì. Anche tu sei un artista a tutto tondo, però, perché io ho sbirciato autore, compositore, showman, quindi diciamo, come dicevo prima, a microfono chiuso alla Yara, per campare le aspirazioni sono tantissime, si cercano tante vie e si cerca di percorrerle al meglio. È tutta passione questa, ma sin da piccolo. Io amo tantissimo il teatro, che secondo me il teatro è lo specchio della vita proprio. È un po' come il gioco degli scacchi, è la stessa cosa. Per me il teatro è tantissimo e la musica fa parte sempre del teatro, anche se ha un linguaggio a sé, una strada a sé, completa, diciamo, quello che è la zona teatrale. Quindi teatro, musica, ma non solo, ma anche il contatto con le persone. Una cosa che amo tantissimo è proprio mettermi a contatto dal vivo con la gente, perché ci si possa comprendere meglio, perché se ci si prende la mano e ci si guarda negli occhi, sicuramente abbiamo delle impressioni, delle sensazioni che vanno molto oltre alla fotocamera o al video. Sì, ed è il bello, secondo me, anche di fare radio e di cercare di fare teatro, perché uno dice radio, ok, non mi vedono ma trasmetto le emozioni attraverso un microfono e un altoparlante. Quando poi vedete l'artista a teatro, sono altre migliaia e migliaia le emozioni che vi colgono. Ora non faccio l'esempio di quando vedete il Sammy Varin che non l'avete mai visto, ci sono ascoltatori che vengono qua e tu sei Sammy Varin, rimangono ossessionati. No, perché a teatro, cosa ridi Colombo? A teatro è un'altra cosa. A teatro invece stai trasmettendo ulteriori emozioni attraverso la pièce, attraverso la gestualità, attraverso tutto ciò che stai recitando. Quindi diventi davvero, secondo me, un artista tutto tondo e riesci a trasmettere attraverso varie vie ciò che provi. Proprio come fa la Yara Buida, signori, nata a Budapest. Poi, dunque, dall'Ungheria ti sei spostata, dov'è che sei andata? A Mongolia, alla Russia e dopo in Ucraina. Ma dai, ma è un casino, cioè non stavi mai ferma, questa è una Vispa Teresa. Sì, sono una zingara del mondo. C'era la canzone di Umberto Tozzi, Zingaro, voglio vivere come te, attenzione, controllo il portafoglio, perché non si sa mai nella vita, però diciamo che non ti sei accontentata, ecco, restare in un solo stato, no. Giro un po' per il mondo, cerco anche di imparare, e tu parli anche il russo. Certo, la mia lingua madre è russo. Cioè, io ho beccato prima Matteo Salvini che usciva di qua e ho detto: Matteo, abbiamo la traduttrice simultanea, c'è il computing, sono problemi, e farlo parlare in russo direttamente, no? Guarda, ti prendiamo volentieri, puoi avere una bella bionda che parla russo così, mica un bruttone come il Fabrizio, peloso, eccetera. Cioè, ma io non spegno come sono, cosa dici? Ti metti a difendere Fabrizio Cremonese, ma per favore. Allora, adesso c'è la pubblicità, non scappate via. Quando ritorniamo in diretta cercheremo di conoscere meglio
questi due artisti, uno che canta e presenta, l'altra che adesso mi permetto di dire no, non dipinge soltanto, no? E fa un po' di tutto, tra cui anche arte, dipinti, ve lo dico dopo la pubblicità, vai. Buongiorno, sono Martin
Vibrazioni territoriali, lo sapete, le ascoltate solo su Radio Padania, signori, le altre radio si scopiazzano l'una con l'altra, una cosa vergognosa, sempre le stesse 20 canzoni, e adesso c'è anche Sanremo, terribile. No, vabbè, li posso sopportare, il volo va bene, li posso ancora sopportare, ma altre cose, mamma, non fatemi fare i nomi, ci sono delle robe che dici, ma com'è possibile che una cosa del genere me la mandino in onda i miei colleghi di R101, di Radio Italia, solo musica italiana? Va bene, mandatele pure, musica commerciale, le case discografiche pagano, e giustamente, perché non farlo? Sammy Varin con la musica indipendente non vi tradisce mai, noi mandiamo solo musica genuina, è come fare la spesa dal contadino, signori, non andiamo al supermercato noi, e invitiamo dalla zona di Modena, da Sassuolo esattamente, il Fabrizio Cremonese, incazzato perché ha fatto una coda della miseria per arrivare a Milano, ma ben felice di presentarvi questa canzone. Come si intitolava? Questa canzone si intitola È la vita, che nasce per un progetto per aiutare i ragazzi colpiti dalla SLA. Grande. Cioè, tutte le vendite che vengono fatte di questo brano, come di Raro, tutti i proventi vanno all'associazione Io Vivrò Onlus dei ragazzi colpiti dalla SLA di Bologna. Oh, allora, prima di tutto lo andiamo a cercare subito, trovatevi un computer, accendete il wifi del telefonino, Fabrizio Cremonese, È la vita, ok? Voglio che nei prossimi minuti ci siano decine e decine di scaricamenti, perché costano meno di €1 e non andate certamente in rovina, e date un segnale bellissimo. Secondo di tutto, chiaramente, un abbraccio per chi sta combattendo contro questa terribile malattia, e c'è qualcuno che non combatte assolutamente, anzi si tira giù le terga, e questo è il governo vergognosamente, dà ogni tanto una pacca sulle spalle, malati di SLA, tanto vanno bene lo stesso, sopravvivono lo stesso, continuando a tagliare fondi a destra e a sinistra, sono l'Italia ai malati di SLA, l'Italia ai non vedenti, andiamo molto bene così, ma soprattutto ti fa onore, Fabrizio, una cosa del genere, perché il pezzo è bello, e quando c'è la causa più che positiva, signori, bisogna assolutamente abbracciarla. Ma guarda, la cosa bella di questo brano è che io ho sempre scritto da quando sono bambino proprio, e non ho mai prodotto niente da pubblicare, perché le mettevo nel cassetto e rimanevano lì, perché io andavo fuori a suonare comunque, facevo cover, facevo animazione musicale, eccetera, e non ho mai pensato di pubblicarle, anche perché non mi ritenevo all'altezza. Poi quando ho visto questi ragazzi colpiti dalla SLA, soprattutto questo cantautore che è Gianluca Fantelli, che mi piace ricordarlo tutte le volte, ho visto che nonostante la malattia tirava fuori una forza esagerata per portare avanti tutto. Ora purtroppo non riesce più a parlare, no, insomma, non certo, riesce la malattia più a portare purtroppo è avanti peggiorata. il discorso, appunto, per aiutare l'associazione. È per questo che mi sono messo in ballo io. Ho voluto produrre questo brano, ridendo e scherzando, come inno alla vita, perché infatti non c'entra niente come testo, sulla malattia, però ricorda che comunque la vita è va vissuta interamente, e abbiamo già tutto quello che ci serve per viverla. Quindi, cioè, se noi agiamo male adesso, ci tornerà indietro. La vita è un girotondo, tutto torna. Quindi sia le azioni buone che quelle negative, prima o poi tornano indietro. Quindi meglio coltivare delle cose buone e portare avanti dei valori. Signori, questo è Fabrizio Cremonese, e gli faccio anche l'applauso perché merita davvero una meditazione del genere. Noi apriamo anche le linee per chi ci segue in diretta alle 13:40 0266 203529 o sms al 346 642 7756. Chiaramente, se ci seguite nella replica del sabato sera, il consiglio è proprio di cercarvelo subito su Facebook, Fabrizio Cremonese, di farvelo amico, di raccontarvi, e poi lui fa un po' di tutto, presenta, siamo quasi colleghi in questo senso, perché effettivamente il mondo dello spettacolo è vario e variegato, e quindi ci teniamo compagnia sotto questo punto di vista. Ma di fianco
lei è bionda, c'ha tanti capelli, quasi come il Fabrizio Cremonese. Yara Budia, nata a Budapest. Buida. Ma porco cane, non Ma la zecchi quando no, te impari? Buida, facciamo Buida. Ok, io mi chiamo Varin, puoi chiamarmi Varino se vuoi, non mi Lo so che offendo. per te è complicato, come per me ogni tanto è complicato anche il nome per te. italiano. Ah no, di pensavo il tuo ricordare. nome che fosse complicato. Allora, nata in Ungheria, ma di nazionalità ucraina, vissuta e cresciuta in Russia, Mongolia, Ungheria, Casalpusterlengo, Gorgonzola, cioè sei passato un po' anche Pessano con Bornago, mi pare sia stata, no? No, io ti dico... Non ha capito la battuta, eh? No, ho capito. Io ho Ovunque. pensato che questa è Sei una andato cosa... ovunque tu. Io dico sinceramente è stata molto molto bellissima esperienza, soprattutto dico per me, perché fa conoscere di tanto di cultura, come ognuno vive, perché una cosa per esempio fare viaggio da una nazione, altro discorso vivere in questa cultura. Certo, bisogna attecchire un attimo perché Sì, altrimenti e no, dopo, non capisci. Sì, dopo praticamente dopo diverso questa di viaggio, diciamoci, di questa di viaggio di magnifico, per la fine sei un cittadino del mondo, si capisce, si arrivi che siamo tutti uguali praticamente. Assolutamente, Siamo praticamente più o una meno, cosa, ecco, poi una cosa dipende. magnifica, una cosa che collega tutta la nostra di Sì, ma umanità. non fare la difficile, siamo tutti uguali, però ad esempio qui in Italia si mangia da Dio e in altri paesi del mondo non si mangia così bene, dai, tiriamo, vai a mangiare il brodino in Russia, cioè qui in Italia mangi la pasta, gli agnolotti, No, questa in Russia, se non essere così, cosa si mangia di buono in Russia? io dico sinceramente, se non essere così fosse Italia, no? Io neanche non sono stata qua, perché siccome sono artista... Sei venuta qua solo per mangiare, qui, ho capito io, ho capito. No, a parte qua, io dico sinceramente, no? A parte qua, gente simpatiche, belle le persone, qua si mangia bene, piena di culture, si veste bene. E sai che cosa? Per me che colpisce, perché non c'è nessun mondo che è così piena di cultura, che va ognuno città diversa dall'altro, del cibo, struttura. Per esempio, i miei amici, no, chiamano Yara, che ne pensi? Dove andare per visitare Italia? Dico, io rimango un po' sbarazzato, non so che cosa non dire. c'è che l'imbarazzo della scelta. Dico, veramente... guarda, prendi la macchina, vai a Milano, vai a Magnifico, a Roma, Sicilia, Venezia. I prodotti italiani sono i migliori del mondo, peccato che ci sia un mondo che si chiama Europa e che ce li vuole cancellare, che ci vuole passare sotto traccia, che ce li vuole taroccare. Ad esempio a Sassuolo esistono ancora le ceramiche, perché un tempo c'erano le ceramiche, mi pare che... adesso sono cinesi le ceramiche. Ancora qualcosa. Cosa ridi tu? C'è ancora qualcosa. Ancora qualcosa. Ma è calato tantissimo. Che vergogna. Considerando 10 anni fa, facendo un paragone da 10 anni fa, adesso veramente è calato tantissimo. Tanta gente ha preso, è tornata al suo paese perché non c'è più. Certo, non c'è più c'erano lavoro. famose nel mondo le ceramiche di Sassuolo. Però c'è ancora il Sassolino. Il Sassolino. Il Sassolino è un liquore che assomiglia alla sambuca, ma è una cosa diversa. Mi manca il Sassolino, ragazzi. Oppure il nocino. Il nocino, quello effettivamente è conosciuto anche in altre zone, ma il Sassolino, prossimo giro porta un Sassolino che ci ubriachiamo qua in diretta. Senti, c'è la Yara Buida che ha portato un suo capolavoro, signori. Lo vado a prendere io, attenzione, è un capolavoro. Io non lo so se capite qualcosa di arte, signori. Se capite qualcosa di arte, accendete subito il computer, andate sul sito radiopadania.org, cliccate canale YouTube e voilà, ecco qua, guardate un po' qua. Questa è un'opera di Yara Buida. Qua c'è scritto I like music, perché si occupa anche della musica e così fatto di passaggio, diciamoci, della mia crescita creativa dall'arte di pittura fino alla musica.
Vedi? Io gli ho detto prima che sembrava l'autodromo di Monza, questo mi ha guardato d'un male che metà basta, però signore, è vero, la musica è emozione trascendentale che ti porta a fare dei viaggi assurdi, e qui ti ritrovi in una selva oscura, non so questa cosa rappresenta, però potrebbe darsi anche, la musica ti trasporta oltre ogni limite, fa di quelle magie assurde. Sì, questa è una materia che voglio uscirla, canto fuori, perché questo Ecuador praticamente, dico sinceramente, è stato in 2008, quando io neanche non ho pensato di cantare, ma se io riguardo il mio passato, io sempre il cantato, solo inconsciamente valeva di uscire fuori. Io ho fatto il mio percorso, sono rimasta molto felice e mi occupo... No, anche perché hai girato tantissimo, io scherzo, Sì. ma questa ha girato tantissimo mostre, premi, cioè se fate un giro sul Facebook di Yara Buida, Yara scritta con la Y, Sì. Buida con un'altra Y, perché due Y? Non potevi metterne una Ma sola? che ne so io, Due che mio Y, padre, mica io ho invitato, mica Yara compagnia. Buida, la cercate su Facebook, la riconoscete, è assolutamente pelata, non ha capelli, no? È una ragazza particolare, insomma, ha i capelli biondi, lunghi, ed è una bellissima donna, ma la trovate soprattutto per queste sue cose, queste sue Pagina Yara Buida Art. come si chiamano questi non è una pittura, è una Io dico sinceramente, stile molto originale. Tu mi chiedi quale stile? Nessuno, neanche altre più importanti critiche d'arte non poteva dare stile, molto molto originale. Io ho dato da me stessa, forse sono così. Ma ti hanno dato anche un fracco di premi, perché uno su Facebook vede un fracco di premi che hai vinto, eccetera. Cioè, vuol dire che riesci a comunicare effettivamente le tue emozioni in modo molto forte e convincente. Sì, punto di mio riferimento, come io condivido in 100% con il mio collega, dico sinceramente, prima il punto dare emozione, collegare con le persone, perché se no mi sento morta, non posso farcela di meno, perché se tu non dai il messaggio, non sei colleghi, non c'è di collegamento con le persone, dare emozione per forza, no? Chiaro. È ovvio che per uno può piacere, per altro no, questa fuori di discorso. Diciamo che è un'esigenza personale, quasi fisica dell'artista, cercare di trasmettere emozioni attraverso le situazioni e i modi più disparati, quindi arte, impianti, musica, perché Certo. la Yara fa anche musica, adesso sta incidendo qualche cosa e ce lo farà sentire il prossimo giro che ci viene a trovare. Il bello, cari ascoltatori di Radio Padania, che il Sammy Varin vi fa provare, assaggiare come una caramellina, no? Queste sensazioni, queste buone emozioni del territorio. Poi sta a voi andare su internet, Yara Buida, oppure Fabrizio Cremonese, del quale adesso ci spariamo un altro pezzo. Cosa sentiamo? Cosa gli comandiamo al nostro regista? Allora, guarda, un brano che sta andando alla grande adesso è Raro. Raro, che di cosa parla questa canzone? Parla un po' della situazione di adesso, ma senza peli sulla lingua. No, peli sulla lingua non ne abbiamo. Siamo pelosi ovunque, ma sulla lingua ancora no, guarda, assolutamente. Male, potrebbe essere Ci manca solo peli sullo stomaco, poi peggio ancora. Guarda. Allora ascoltiamo, signori, Fabrizio Cremonese. Hai fermato la tua corsa per non rimanere a galla, spazzare via e spezzare la vita che non ti assomiglia, osservando negli spazi, guarda, adibiti come parchi. Le madri abbracciano i figli, delimitati come ad Auschwitz. Sono libero di essere timido, di provare a vivere al naturale. Sono
Sono atipico, uno semplice che dona come può un po' d'amore raro. Nella società moderna è concordata anche la norma, nessuno si può distaccare dal credo della multinazionale. Ma questa è l'era del silicone che solo a pochi dà una bella espressione, omologati dagli show della TV, nemmeno allo specchio ci riconosciamo più. Sono libero di essere timido, di provare sì a vivere al naturale. Sono atipico, uno semplice che dona come può un po' d'amore raro. È raro ritrovarsi, è raro anche capirsi, è raro anche pentirsi, è raro anche amarsi. Sono libero di essere timido, di provare a vivere al naturale. Sono atipico, uno semplice che dona come può un po' d'amore raro. 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 Dona come può un po' d'amore. Fabrizio Cremonese in diretta su Radio Padania da Sassuolo, Modena. Fabrizio, dacci i tuoi contatti, come sapere di più su di te, sulla tua musica, sui tuoi lavori. A proposito, cosa bolle in pentola per la primavera-estate? C'hai qualche lavoro in ballo, qualche progetto particolare? Guarda, verso la fine primavera, se tutto va come deve andare, dovrebbe uscire un album di inediti dove ci sarà anche appunto Raro e Sole, che avete ascoltato come canzone del risveglio su Radio Padania. C'era la Marinella del bar Arcadia che se la ballava ogni mattina, prego, e a detta dei lavoranti del settore sarà un brano particolare ma molto molto interessante, perché parla appunto dei valori che un po' abbiamo perso, ma senza essere pesante. Certo. Valori come ad esempio l'amore, cioè ognuno cerca di dovrebbe dare un po' di sé, no? Dare quello che può alle altre persone per poter far girare bene questo mondo. Purtroppo ci dimentichiamo che è così, cioè stiamo perdendo i valori, come ti dicevo prima, una stretta di mano e uno sguardo a volte danno tanto di più che un bel video, perché quello che senti al contatto di questa persona non lo puoi sentire dietro un video, dietro... Chiaro, va sempre peggio purtroppo. Quindi ci sono disseminati questi album, varie chicche interessanti che parlano appunto dei valori, che sono vari tipi di valori, come può essere l'amore, come può essere l'essere vero, cioè lontano da queste luci e paillette che continuamente crediamo di vivere, lontano da queste paillette e luci, cercare invece il valore vero. Cioè, una volta
prima di diventare, non so, un imprenditore, uno cominciava a farsi la gavetta, no? Arrivava nel botteghino e gli insegnavano a spazzare per terra, poi gli facevano fare un altro lavorino, piano piano riusciva ad avere quell'esperienza da diventare un imprenditore. Nella vita dovremmo fare la stessa cosa, solo che vogliamo saltare le tappe e bruciarci, e così non riusciamo a capire il senso della vita, il valore della vita, il valore dell'amicizia, il valore di un rapporto con una persona, che è una cosa fantastica se portata avanti, se approfondita, con gli alti e bassi che ci possono essere, però alla fine ti rimane un senso pieno dentro di te, perché non sei solo, non sei vuoto. Quello che dai lo dai perché lo vuoi dare, non perché sei obbligato. In poche parole, Fabrizio Cremonese dice a voi giovani di spegnere il computer, cazzo, di uscire di casa, di uscire a parlare con gli amici, con la vostra fidanzata, di abbandonare quotidianamente la televisione. Purtroppo il progresso ci sta rimbecillendo, perché uno poi non è più capace di coltivare i rapporti umani. Uno quando ti parla guarda giù in basso perché si vergogna a guardarti negli occhi, e questo non va bene. Yara Buida, che cosa bolle in pentola? Dove andrai quando esci di qua? In Russia? In Ucraina? C'è qualche altra mostra? No, io dico sinceramente, sono in Italia e rimango in Italia, perché ho trovato quello che ho cercato, sempre ho voluto qua, mi piace molto, perché cultura, come io l'ho detto prima, non si può trovare da nessuna parte. Allora, siccome io artista, io trovo benissimo, perché anche, dico sinceramente, io parlo di me, che le persone, anche cultura italiana, anche persone molto, molto, come nazione, molto amichevoli, e questa più c'è solidarietà umana, questa mi trasmette un grande messaggio, mi sento più conforte. È ovvio che per una, diciamoci, una persona creativa, no? Migliore posto come Italia non trova da nessuna parte. Ti hai visto? Chissà come mai io lo pensavo. Per sempre, ragazzi, chissà come mai lo pensavo. Come si dice, mai non dici mai, ma ho grande dubbio che possa andare via. Ormai mi sento italiana. Ti vogliamo, anche perché sei tutta da scoprire dal punto di vista artistico, veramente, ne combini di tutti i colori. Cercate su Facebook Yara con la Y, Buida con un'altra Y. Ragazzi, che posso dirvi se non grazie per essere passati qui nei nostri studi. Se avete acceso solo adesso la radio, voi ascoltatori, riascoltate la replica sabato sera alle 20:30. Chiaramente vi aspettiamo quando ci sono buone novità musicali, sia per il Fabrizio sia per te, ovviamente, perché anche tu stai per incidere qualcosa con martello e scalpello, ma stai per sì. incidere. Sono curioso di sentirla cantare. Ce ne andiamo, alla prossima, ciao! Ciao ragazzi, grazie di cuore. Ciao. Sai che in futuro non andremo più in ufficio, perché saremo tutti collegati da remoto. Potremmo anche scegliere di lavorare in spiaggia. Beh, questa sì che sarebbe una scelta intelligente. Super All Inclusive Unlimited, la scelta intelligente per il tuo business.